Partiti. Sono le 15:03, buona visione. Seguiamo questa azione, traversone. Autogol, no, autogol. Voleva buttarla via. L'autogol e passa in vantaggio il Trevignano, forse anche di testa, non lo so come l'abbiano preparata, comunque quelli del Portomansola hanno rischiato. Adesso sì, dovrebbe fischiare, infatti fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi, 1-0 in favore degli ospiti, autogol del Portomansola al 41esimo. Ancora il giocatore in casacca rossa, si tratta di Torresan. Attenzione, liberissimo il 7, fanno un po' quello che vogliono in area, fanno quello che vogliono! C'è il gol! E che gol! Che gol! Imbambolata la difesa verde, imbambolata se posso dire. Minuto 5, a cercare, no, sbaglia lo stop dalla Bona. Attenzione, e vai! C'è il gol del Portomansola! Si riaccende, raga, 2-1. Rimessa laterale. Placu faccia. Attenzione, papera del portiere! E il gol! 2-2, papera del portiere, sfugge il pallone dai guanti di Placu, regalone per chi ne sa approfittare, vale a dire il Portomansola. 2-2, ragazzi, incredibile. Pesca ancora, alza la testa, il pallone in mezzo. Portomansola offensivo fino alla fine. Occhio! C'è il gol del Portomansola, 3-2. Ci hanno creduto fino in fondo. È Di Marzo che la mette dentro. Sempre lui. 3-2. Andiamo ai titoli di coda, 5 gol, tante emozioni. Era anni che non vedo una partita così bella, non tanto per il risultato, fischia l'arbitro intanto, quanto invece per le occasioni avute da una e dall'altra parte, squadre che si equivalgono, e quindi 3 punti che permettono al Portomansola di superare il Trevignano, la Fulgor Trevignano in classifica, un 3-2 che si è giocato qui a Mansuè, Porto Buffolè, chiedo scusa, oggi 9 marzo con le riprese di Carlo Vadaccer, la telecronaca di Lucio Dal Molin che vi augura buona serata, ha fischiato il signor Filippo Franzago della sezione di Conegliano.